Cioè non è un pedone qualsiasi, questo è un pedone di cavallo e nel libro c'è scritto il modo per pattare se il tuo giocatore ha un pedone di cavallo. Quindi, come si patta? Vediamo un po'. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, mancano solamente 3 turni alla fine del Tata Steel. Possiamo vedere che la classifica è variata tanto, Carlsen dagli ultimi posti è arrivato terzo al momento e in cima c'è sempre il buon Abdusattorov che però è distaccato solo di mezzo punto, quindi ancora tutto può succedere. Anish Giri ottimo torneo, Wesley So anche ottimo torneo e vediamo che cosa succederà a giorni. Oggi voglio commentarvi la partita che è stata giocata ieri, in particolare quella fra Magnus Carlsen col nero e col bianco, un giocatore che è impronunciabile, che chiameremo Megalodonte. Tra l'altro è assurdo che questo giocatore ha 2719 punti e personalmente non l'ho mai letto né visto da nessuna parte. Ignoranza mia, per carità. Andiamo a vedere com'è andata la partita. D4, D5. Oh, una partita che sembra apparentemente normale, priva di trucchetti. C per D5, per D5. Qui mi puzza di struttura Carlsbad. Proprio sento già l'odorino. Alfiere G5. Sta andando molto di moda questa variante del cambio sul pedone al centro. Alfiere in E7, E3 e ora il bianco ha finito tutti i suoi problemi di sviluppo. L'alfiere è fuori, questo uscirà a breve o comunque ha delle ottime case dove andare, quindi direi che è tutto a posto. H6 per scacciare l'alfiere. Alfiere in H4, attenzione, tutte le volte in cui mettete l'alfiere in H4 e qui c'è una batteria di donna e alfiere, attenzione sempre poi alle scoperte, questo cavallo si potrà togliere e noi abbiamo l'alfiere attaccato 2 volte. Arriva alfiere G4, donna 4 scacco e ovviamente anche donna B3 era una mossa possibile facendo pressione su questo punto dato che l'alfiere ha abbandonato la casa C8, ma qui il motore suggerisce cavallo BD7 e questo pedone è abbastanza avvelenato, anche perché se poi arriva una torre e questa torre poi ti arriva in B2 magari possono esserci problemi. Quindi il bianco non se la sente di andare in questa provocazione, ma gioca questo scacco di donna, segue C6, arriva alfiere di 3, arrocco corto a parte il nero, H3 per scacciare il cavallo, l'alfiere scusate, alfiere H5 e adesso donna C2. La situazione inizia a essere piccantina. Perché piccantina? Innanzitutto si è raggiunto questa struttura che appunto viene chiamata Carlsbad, dove ricordiamo che il bianco dovrebbe attaccare sull'ala di donna e il nero dovrebbe attaccare sull'ala di re. Ma è piccantina perché? Perché qui c'è una batteria, non che si voglia dare matto o chissà che, ma questo alfiere in teoria del nero non potrà andare in G6 poiché a seguito di G6 ti becchi l'impedonatura, robe strane, quindi situazione piccantina. I cavalli, un paio di cavalli sono ancora a casa e quindi qui c'è un alfiere che è potenzialmente attaccabile, quindi situazione piccantina. Arriva la mossa del nero che è molto coraggiosa, d'altronde il campione del mondo è C5, evitando questa struttura e creandosi, perché no, un pedone isolato su D5. Arriva una mossa coraggiosa come G4 e ovviamente adesso arrivano un po' di complicazioni. Qui ovviamente bisognava calcolare questa, ma c'è un'intermedia con attacco su donna, quindi non va bene. Arriva prima un C per D5 e per D4, così intanto entrambi i giocatori hanno il pedone isolato. Alfiere G6, ma come dicevamo prima, alfiere G6 permette questa, infatti la partita va proprio in questo modo e dopo la cattura del pedone G6 in realtà la tattica ci viene sempre incontro. Ora c'è cavallo in G4 e che tu catturi di pedone o catturi di donna, comunque c'è sempre un doppio attacco su questo alfiere. Intermedia donna e 6, così la donna
dà una mano anche ad attaccare il punto D5, torre F7 per pararsi, cattura di pedone, alfiere, e ora la situazione è ritornata in parità di materiale. In parità di materiale, ma qui il computer dice anche in parità proprio di posizione, però non so tu, ma io sarei molto più felice di giocare questa posizione da nero, no? Per la sicurezza del re, questi pedoni mi fanno un po' paura e quindi bisogna vedere un attimino. Tra l'altro, ora appena magari Carsten riuscirà a spostare il re, ovviamente non può farlo subito se non perde la torre, ci sono anche idee di torre in E7, non si può fare ora perché la torre è inchiodata. Cavallo F3 minacciando 2 volte questo alfiere, donna F6 e qui si chiede praticamente il cambio delle donne. Questa donna è sospesa, si attacca F3, si attacca anche il punto F2, quindi il bianco non può fare altre mosse perché c'ha sempre la donna sotto. Segue donna per F6, alfiere per F6, quindi c'è pressione su questi punti. A livello di materiale siamo pari, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ci stiamo avvicinando verso un finale partita. Cavallo per D5 da parte del bianco, che ora va in vantaggio di un pedone, e ora cavallo C6 sviluppando anche l'ultimo cavallo. Vantaggio di un pedone per il bianco, ma credo che la situazione di Carlsen sia tutto sotto controllo. Perché? Perché ha i pezzi meglio posizionati. Ora c'è pressione su questo pedone di 4 isolato, quindi bisogna difenderlo, e adesso anche l'ultimo pezzo di Carlsen entra in gioco. Ripeto, il nero ha un pedone in meno, posizione comunque giocabilissima per il nero proprio perché ha un'attività maggiore di pezzi. Cavallo in E3 per andare in difesa, torre in E4 e adesso arriva un attacco doppio su questi pedoni, quindi uno dei due cadrà, D5 spingendo, cavallo B4 con sempre molteplici idee, D6 e ora cavallo C2 scacco. Ovviamente non si può catturare questo cavallo perché questo cavallo è inchiodato, il re si sposta e arriva una semplificazione. Attenzione a questo pedone che se riesce a superare la settima traversa può diventare un problema. Torre per G4 e ora arriva in partita un torre D5. Ma non poteva il bianco spingere? Beh, sulla spinta, come soluzione finale, il nero avrebbe avuto anche il piazzamento dell'alfiere qui e quindi basta, cioè non si può più fare nulla. Se provi a fare una manovra del genere per catturare me, perdi il pedone, quindi non si può fare. Per questo in partita viene giocata torre D5 e ora torre D7, blocchiamo tutto, torre F1 e attenzione che ci sono sempre idee di scacco, mi mangio i pedoni, posso mangiarmeli subito. Qui la situazione è, il computer qui suggerisce un cavallo D2 per dare la possibilità di sostenere questo pedone. In partita non viene giocata una torre D3, l'alfiere ritorna, torre D5, torre B4, raddoppio. Ora si va in una posizione complicata, questo pedone che può sembrare fortissimo perché ha 2 caselle della promozione, adesso se arriva anche il re, arrivano anche le torri, magari arriva anche l'alfiere con una manovra, e questo pedone potrà cadere. Vediamo come va la partita. Vado un po' velocemente, varie manovre non da poco, e a questo punto cade quel pedone. Siamo con Carlsen che si ritrova con 2 pedoni in più in un finale di torre e pezzo, cavallo E4. Adesso arriva un'ulteriore semplificazione e questa semplificazione in realtà diciamo è abbastanza buona anche per il bianco perché questi 2 pedoni sono deboli, quindi se la torre del bianco riuscisse a magari far fuori questi 2 pedoni mentre il nero è diciamo alle prese con questo pedone, potrebbe sperare in una patta, no? Perché noi sappiamo che ci sono alcuni casi in cui torre e pedone contro torre non si riesce a vincere. Ok, qui arriva il primo attacco su questo pedone, giustamente Carlsen lo difende e ora scacco per cercare di prendere anche un po' di tempo, no? Con questi scacchi, e adesso si va a attaccare questo pedone. In partita viene giocata B5, ma se uno dice ma non poteva giocare, non so, C5 così la torre teneva qui, perché c'era questo giochino tattico dell'inchiodatura, torre H5 e se tu provi a difendere tutte e due c'è la spinta E4 con inchiodatura sul re
cade comunque un pedone, il motivo per cui Carlsen se ne frega, a un certo punto il pedone, torre H6, il pedone va a spingersi, E4, e ora re in A4 per sostenere il pedone, e ora si gioca ovviamente sull'inchiodatura, torre in E6, torre per F6, e ora ovviamente non si può catturare questa torre, altrimenti il bianco va a promozione. Siamo arrivati in un classico finale di torri, e se hai letto questo libro, Finali di torri di Andrea Stella, che trovi su Amazon, inquadriamolo, saprai sicuramente come giocarlo. Allora, qui il bianco ha alcune chance difensive, ovviamente il nero deve permettergliele. Perché? Perché siamo in un finale di torri, qui c'è un pedone che sta andando a promozione, ma questo non è un pedone unico, cioè non è un pedone qualsiasi, questo è un pedone di cavallo, e nel libro c'è scritto il modo per pattare se il tuo giocatore ha un pedone di cavallo. Quindi, come si patta? Vediamo un po'. Re in D1, lo scopo del re è quello di piazzarsi sulla colonna B. Se Carlsen gli lascia fare questo, il bianco può pattare. Ovviamente Carlsen non glielo lascia fare. Torre C5, il re è tagliato fuori. Ma vediamo cosa sarebbe potuto accadere se il bianco fosse riuscito ad andare su quella casa, tipo così, torre di 5 scacco, e guarda la barra qui a lato, è diventata magicamente 0-0. Che cosa è cambiato? È cambiato che adesso il re riesce ad andare sulla colonna B, e il bianco riesce ad utilizzare quella che viene chiamata la difesa passiva, che puoi trovare nel capitolo difesa passiva, non c'è il capitolo, a pagina 36 del libro c'è la difesa passiva, dove il bianco riesce a pattare semplicemente stando con il re e la torre in prima traversa, senza far nulla. Cioè a scacchi mai si vince, o comunque si ottiene un buon risultato senza far nulla. In questo caso uno dei metodi per pattare questo finale è quello di non far nulla. Esempio, vediamo un po'. Qui ho giocato Re B1, ma supponiamo che lui magari giocava anche Re B3, tanto è uguale. Re B1, Re A3, e adesso non ci sono, ovviamente ora c'è un grave pericolo di, di scacco matto, quindi torre F1. Adesso che la torre è scesa a dare una mano alla prima traversa, non ci sono problemi. Supponiamo che adesso il nero voglia fare scacco o robe di questo tipo, noi ci mettiamo vicino al re, scacco, e mo come avanza il nero? L'unica cosa che può fare è cercare questo doppio, ma il bianco non è stupido e si può ripetere all'infinito. Questa è una posizione sicuramente di parità. Ma torniamo alla posizione originale, dove Carlsen gioca torre in C5 per evitare che il re possa andare a fare quella che viene chiamata la difesa passiva. Torre in A6, scacco, cercando di giocarsi le ultime cartucce. Ovviamente questa è una posizione già persa, ed è interessante vedere come anche un 2007 ci prova comunque a giocare un finale di torri perso contro Carlsen. Si sa mai che Carlsen sbagli. Torre di 6, re in A3, torre A6, un po' di ripetizione non fa mai male, e adesso Carlsen cerca di raggiungere quella che viene chiamata, e lo trovi sempre qui nel finale di torri, quella che viene chiamata la posizione di Lucena, ossia portare il re in prima traversa, portare il pedone in seconda traversa e poi fare una manovra che viene chiamata costruzione del ponte. Ragazzi, queste cose non sono fondamentali di più, perché questi finali vi capitano sempre. Ora va bene, ok, io sponsorizzo questo libro perché l'ha scritto Andrea, però vi posso garantire, potete cercarlo anche voi, che non ci sono libri in italiano così chiari per quanto riguarda i finali di torri, tutti catalogati nelle loro possibilità. Quindi ce la posso fare, la posizione di Lucena, la difesa Fidor, la difesa attiva, la difesa passiva, la difesa laterale, difesa frontale. Ce ne sono tante, bisogna conoscere perché capitano, queste cose capitano. Dicevamo, Re B2, torre in D6, B3, e ora
il nero riesce ad arrivare nella posizione fatidica. Adesso il bianco gioca torre a 8 per far sì che questo re non riesca ad uscire, ma siamo proprio nella posizione tipica di Lucena. E come si risolve questa posizione? Innanzitutto si dà scacco, perché il re deve essere almeno una colonna spostato via. Quindi dopo lo scacco, ovviamente qui finalmente il bianco abbandona. Ora ci sono varie possibilità, sei d'accordo con me, no? Che questo re può scappare sia a sinistra nella colonna C che a destra nella colonna E. Se scappa a sinistra fa un grandissimo favore all'umanità, perché permette re C1 con promozione, perché fa da scudo, no? Non possono più arrivare gli scacchi da dietro e ovviamente la torre non può scendere perché viene catturata, quindi non può andare di qua. Se il re invece va qui sopra, permette comunque di uscire con il re. Noi usciamo col re. Ora l'idea è ora di andare a promozione, quindi o mi fai scacco o mi fai scacco. C'è anche questa mossa che può dare fastidio, che ora qui il computer dice no, promuovi lo stesso, tanto alla fine ti ritrovi donna contro torre. Sì, però poi bisogna vincere, cioè non è semplice. Se il computer dice matto in 13, ma io ho questa posizione, se non so te, ma io la viterei. Quindi semplicemente se vieni ad attaccare la torre, metti la torre a sostegno del pedone e se ti dà scacco ti nascondi addirittura sulla colonna B e poi io promuoverei. Questo è quello che farei io. Quindi re qui non è eccezionale, e se continua a darci scacco, come facciamo? Se continua a darci scacco c'è la famosissima manovra. Ovviamente se andiamo di qui lui può continuare a romperci le scatole con gli scacchi su questo pedone, quindi c'è la manovra della costruzione del ponte. Tra l'altro la torre si trova già in quinta traversa, guarda caso, e ora guarda un po'. Adesso tramite questa manovra zigzag, scacco, qui il bianco l'unica risorsa che ha è continuare a dare scacco, altrimenti il nero promuove, quindi scacco e il re si sposta. Scacco e il re si sposta. Intanto il re nero sta facendo dei piccoli miglioramenti e solo quando è arrivato qui scacco, ovviamente adesso c'è la possibilità di pararsi con la torre e dopo il cambio il re prova ad avvicinarsi, ma è troppo tardi per la promozione. Perché il re nero ha fatto questa manovra zigzag molto strana? Perché ti faccio vedere, se noi andiamo subito col re qui, prendiamo il pedone. Per questo c'è bisogno di questa manovra zigzag. Quindi sullo scacco, non subito qui per poi pararsi con la torre, ma tacchete. La torre va di qui. Ora siamo nella posizione giusta e dopo lo scacco ovviamente c'è l'infilata, ma noi ci pariamo di torre. Bene, partita stra-istruttiva. I finali di torri sono per statistica quelli che accadono più frequentemente, quindi queste cose fanno la differenza fra una vittoria, una sconfitta o un pareggio o una mancata possibilità di salvezza, quindi piccolo investimento della tua vita, questo manuale, che tra l'altro legato ai manuali ci sono le video lezioni che ho fatto io sui finali di torri, sempre ovviamente su quello che ha scritto Andrea all'interno di questo libro. Spero che ti sia piaciuta la partita, mancano 3 turni, noi ci aggiorniamo, oggi è giornata di riposo, quindi domani non ci sarà un video sul Tata Steel, ci aggiorniamo poi dopodomani. Ciao a tutti!